e o di nu sono gli stessi spirito che Pedro sono assai felice di ciò che proposto oggi, perché chi abbiamo messo tutte le nostre voci e le abbiamo messo ancora dentro il sistema educativo e abbiamo lasciato da canto durante 20 anni i progetti che toccano la società e tutte le gente fuori dalla scuola. E se non abbiamo una valutazione oggi, e ci vorrà fare un giorno, non so mica se non dobbiamo essere felici o no, ma intanto abbiamo lavorato 20 anni tutti e tutte per fare che i zideli imparino in scuola. E ora ci lampiamo come noi dobbiamo a nanta udiasso di i progetti che toccano la società. Allora, forse che non è ancora finalizzato, questa concepitura di scuole di lingua non è ancora finalizzata, ma io penso che avanziamo piano piano, c'è oggi e gli anni passati, mica oggi, il fatto di poter scambiare a un modello che può tornare a cambiare e evoluare di una ora. Perché di tutta maniera, anche domani, anche di settembre, non sarà mica un modello definitivo. Sul modello ad evoluare e sarà sempre in evoluzione. Perché pianteremo quando i nostri idee, quando la società parlerà corso. E io penso che il fatto di aver messo una graduazione ci vuole, perché abbiamo un livello di esigenza, ce l'abbiamo una certa ambizione, ma sono sicura che si organismi di formazione che sono stati cambiati e che non sono mica stati ritenuti, come dicono tutti i militanti, hanno lavorato, perché siamo tutti siamo tutti in stesso solco e sono sicuri che hanno fatto per un meglio, per entrare e per partecipare a ciò che domani hanno essere case di lingua, non saranno mai finiti, un modello non sarà mai definitivo, cioè metterli in tavola. Ecco, allora, secondo me, c'è un'opportunità. Abbiamo forse che a principio di scattare un'epoca di candiati non era mica la situazione che conveniva e non conveniva a nessuno, ma ora abbiamo avanzato torna e siamo felici di sbucare a dispositivi diversi e fare che domani case di lingue ce ne siano qui più. A ringraziarvi.